L'incertezza in cui si trovano le zone industriali del centro Sardegna preoccupa i rappresentanti del mondo economico dell'area di Nuoro, gli Astra, con i presidenti provinciali di Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, CNA e Confartigianato che affidano a un comunicato stampa le loro riflessioni dopo una riunione tenutasi ieri presso la Camera di Commercio a Nuoro. Il motivo è legato alla scadenza fissata per il prossimo 30 giugno per la gestione liquidatoria delle ZIR, una scadenza che è stata fissata lo scorso 29 dicembre. Ma in questi 6 mesi, denuncia la nota, nulla è stato fatto per tracciare un percorso che definisca il futuro di queste aree. Nell'immediato, dichiarano i presidenti congiunti delle associazioni, è fondamentale mettere fine alla gestione commissariale delle ZIR con lo stanziamento da parte della Regione delle risorse necessarie a coprire i debiti e consentire il trasferimento delle aree. Un provvedimento fondamentale per rendere più competitivi e attrattivi questi siti, le cui aziende al momento vivono le conseguenze delle incertezze. Emblematica, secondo i presidenti delle associazioni, la situazione della zona industriale di Pratosardo. Nonostante una delibera del 19 settembre 2021, con cui la Giunta Comunale ha istituito il Comitato Tecnico per analizzare i documenti presentati dal commissario liquidatore del consorzio ZIR Pratosardo e per valutare una proposta alla Regione di subentro del Comune nel consorzio, il Comitato non è stato mai convocato e non è mai stata condivisa la documentazione sulla gestione liquidatoria. Una situazione gravissima per la quale le associazioni hanno chiesto alla Camera di Commercio di Nuoro di convocare un incontro urgente con l'assessora regionale all'industria Pili e con le amministrazioni locali coinvolte per capire quali siano i piani della Regione sulle aree ZIR.